Ne prendo atto, cioè che al di là di una piccola sottolineatura da parte del relatore, non ci sia stata da parte della Giunta e da parte dei capigruppo un riconoscimento del fatto che chi oggi è seduto in maggioranza in Consiglio regionale e al Palazzo Balbi è grazie all'amministrazione Luca Zaia. Perché? Per lei che opinione si è fatto? Perché non c'è stato? Perché c'è una volontà, ma credo che sia anche comprensibile, di creare una discontinuità. Pur con toni più pacati rispetto all'acceso intervento in aula dell'ex assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, le parole dell'ex assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara confermano la frattura in atto tra gli esponenti della vecchia giunta Zaia e il nuovo corso di Alberto Stefani. Se per una parte della maggioranza siamo un problema, basta dirlo. Siccome io ho un unico padrone, che è il popolo veneto, e non ho nessun altro padrone, né partiti, né associazioni, né capigruppo, né presidenti, se siamo un problema ce lo dite e io mi accomodo da un'altra parte, in 30 secondi. Davanti agli attacchi delle opposizioni durante il voto sul rendiconto generale della Regione del Veneto esercizio 2025, ultimo atto in agenda risalente all'epoca Zaia, il capogruppo della Lega, Riccardo Barbisan, non avrebbe difeso a sufficienza l'operato della vecchia giunta. No, io ho la coscienza assolutamente pulita, posso anche dirle una cosa, lo slogan della mia campagna elettorale era sulla buona strada, che era la strada tracciata nelle ultime 3 amministrazioni dal presidente Zaia. Poi le cose si sono sistemate chiarendosi privatamente tra di loro, tra chi era oggetto del contendere, diciamo, e poi anche difendendo quello che è stato fatto. Per l'opposizione queste divisioni sono una palla al piede per l'attività amministrativa della Regione. Sta influendo sull'amministrazione della Regione perché evidentemente qualcosa sta succedendo e ci impedisce di ragionare sui temi di cui avremo bisogno di ragionare per i cittadini. Questi negano che ci sono le liste d'attesa e nessuno ha parlato di una serie di problemi. Perché? Perché hanno parlato dei problemi che hanno tra loro. Ma cosa divide politicamente la nuova dalla vecchia maggioranza? Per esempio il difficile equilibrio tra risorse per lo sviluppo economico e spesa per il sociale. Per sostenere il sociale, come ha detto chi è più avveduto, attento e responsabile, bisogna che noi abbiamo le risorse e le risorse le producono le imprese.